Buongiorno dalla TG1, apriamo questa edizione flash con l'Olimpiade invernale, con la grande impresa della squadra maschile di fondo che ha vinto l'oro olimpico nella staffetta. Fauner, Vanzetta, Albarello e De Zolta hanno battuto proprio i norvegesi, padroni di casa. Appassionante il testa-a-testa finale tra l'azzurro Fauner e il norvegese Deli, uno dei protagonisti della storia di questo sport. Più volte Deli ha tentato di staccare l'italiano che ha resistito e lo ha battuto in volata. Da segnalare il primato di Maurilio De Zolt che conquista la medaglia d'oro alla bella età di 43 anni e mezzo. È la 15ª medaglia dell'Italia in questa edizione dei Giochi Olimpici. All'indomani della sofferta intesa raggiunta sulla vertenza Fiat, i lavoratori si interrogano sui particolari dell'accordo. Negli stabilimenti di Arese c'è stata un'assemblea dopo circa 300 persone aderenti ai Cobas hanno bloccato i binari della stazione di Milano. Siamo collegati con Arese, c'è Stefano Righi. Ecco, la cosa è più complicata in realtà perché i lavoratori con i Cobas sono andati per conto loro alla stazione centrale, molti altri lavoratori invece sono rimasti qua in fabbrica e noi siamo qua fra loro e stanno discutendo dell'accordo. La fabbrica è divisa, la fabbrica è incerta, la fabbrica vuole ragionare su questo accordo, quindi non ha ancora detto un sì o un no, si sta discutendo. L'unico problema è questo, che la firma dell'accordo dovrebbe essere tra pochi giorni, secondo gli accordi di Roma, invece qua in fabbrica chiedono più tempo perché l'Alfa è chiusa e occorreranno, dicono qua, almeno 2 settimane per consultare davvero i lavoratori. Quindi la Alfa Romeo aspetta di decidere e vuole discutere. Vi ridò la linea. Grazie Righi. Si è presentato regolarmente in aula a Napoli l'ex vice segretario socialista Giulio Di Donato, accusato di corruzione elettorale nell'inchiesta sul voto di scambio condotta dalla procura circondariale. Il pretore è in Camera di Consiglio per decidere sulla richiesta dei Verdi di costituirsi parte civile. Tale richiesta fu già accolta per la prima volta in Italia la scorsa settimana in occasione del processo a carico dell'ex ministro della Sanità De Lorenzo. Bosnia, se ne discute oggi a Bonn tra i rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Unione Europea. Occhi puntati sulla possibilità di estendere ad altre città la formula del cessate il fuoco che ha consentito la rottura dell'assedio di Sarajevo da parte delle milizie serbe che hanno sottoposto a pesanti attacchi diverse località della Bosnia, tra cui Tuzla e Bihać. Calma invece a Sarajevo, dove la tregua si sta consolidando. Il presidente americano Clinton ha confermato che per ora non c'è bisogno di ricorrere alla forza, mentre il segretario di Stato Christopher ha ammonito i caschi blu russi a comportarsi a Sarajevo in maniera neutrale. Sta facendo discutere la guerra al cappuccino lanciata dal ministro della funzione pubblica Sabino Cassese. La circolare del ministro detta regole ferree per bloccare pause e straordinari ingiustificati per i dipendenti pubblici. Così chi si assenterà dal posto di lavoro non per esigenze di servizio si vedrà automaticamente tagliare la retribuzione. Un duro colpo alle interminabili pause per il caffè o il cappuccino. D'ora in poi, per accertare che gli statali rispettino l'orario di lavoro, si utilizzeranno controlli automatici. Protesta dei sindacati che dicono di non essere stati consultati. È tutto, prossima edizione come al solito alle 13:30. Ci vediamo dopo, arrivederci.